Bentornati qui su un appuntamento con le previsioni meteo. Andiamo a vedere nel dettaglio quello che accadrà nel corso dei prossimi giorni. Allora, nel dettaglio, come vedete, nelle prossime 48 ore ci aspetta il nuovo arrivo di un minimo depressionario che andrà a centrarsi sulla Francia, e questo minimo porterà delle forti precipitazioni su quella meridionale e sull'Italia. Attenzione, sul nord-ovest, che verrà colpito soprattutto il Piemonte, avremo delle piogge comunque di debole intensità. Attenzione, quindi nulla di che. Avremo ancora qualche breve precipitazione invece sulla Puglia per il collocamento di un minimo depressionario che ha portato a maltempo nella giornata di mercoledì. Andiamo proprio a vedere la giornata di mercoledì. Come vedete nel dettaglio avremo delle precipitazioni concentrate proprio sulle regioni meridionali, e in questo caso sarà molto colpita, come potete vedere, lungo le coste dello Ionio e soprattutto sulla Calabria in modo particolare, e poi sulla punta della penisola. In questo caso le precipitazioni comunque saranno al più di moderata intensità, al massimo fino a 20 mm localmente. Sul resto dell'Italia avremo qualche breve passaggio piovoso solamente sull'Alta Toscana. Per il resto bel tempo, ma poi attenzione, perché nella giornata di giovedì avanza continuamente questo minimo depressionario, continuerà a scendere verso il Mediterraneo occidentale per portare delle precipitazioni solamente però sul nord-ovest, e si nota anche dalla grafica delle precipitazioni come sarà molto più colpito l'estremo nord-ovest, andando in questo caso sempre sul Piemonte, ma anche sulla Liguria centro-orientale. Avremo delle brevi precipitazioni e delle nubi che aumenteranno sempre di più sul nord Italia. Per il resto sarà bel tempo, a parte, come abbiamo visto prima, qualche ultimo residuo piovasco durante la mattinata sempre sull'estremo sud. Poi nella giornata di venerdì attenzione, perché potrebbe scoppiare forte maltempo per la risalita di un minimo depressionario che sarà situato sul Nord Africa, confermato questo ciclone, che poi entrerà in contatto con dell'aria un po' più fredda di matrice artica, che andrà ad accostarsi sulla Francia, e questa aria umida potrà favorire la formazione di un minimo sul Mar Ligure, di conseguenza fa la nascita di questo minimo che favorirà una nuova ondata di maltempo soprattutto sulla Liguria e sulla Alta Toscana. Queste le regioni più favorite, compresa anche sembra la Lombardia, ma su questi settori, soprattutto quando comunque il nord-ovest e in generale del nord avremo precipitazioni scarse. Le più favorite sono assolutamente queste citate prima, quindi sulla Liguria e l'Alta Toscana. Poi nella giornata di sabato confermato questo ciclone ovviamente sul Nord Africa, che porterà forte maltempo ovviamente sui settori dell'Italia meridionale, e ovviamente abbiamo visto la quantità di accumuli al momento attestati che riguardano soprattutto lungo le coste delle due isole maggiori, in modo particolare. Per queste precipitazioni nel corso giornata e domenica avanzeranno ovviamente sempre più verso il resto del sud, e alcune note di precipitazioni ancora sul nord-ovest, sempre su Piemonte e Lombardia, questa volta quella centro-occidentale. Questo è il momento gli accumuli previsti, ma poi ti avviso già che c'è una tendenza comunque abbastanza spiacevole per quanto riguarda al momento il lungo termine, quando si prevedeva un'ondata fredda ovviamente di matrice artica. In questo caso si vede molto più distante sull'Italia e che potrebbe coinvolgere solamente la penisola balcanica e l'Europa orientale. Ovviamente senza alcun coinvolgimento saremmo protetti quindi entro almeno il 10 di febbraio da un'area anticiclonica. Tutto ovviamente da confermare, sono sempre ipotesi meteo a lungo termine. Invito a una parte del prossimo aggiornamento meteo.